Ben ritrovati dalla redazione. Nuovo fronte giudiziario sull'omicidio in questura del 4 ottobre 2019, quando persero la vita i giovani poliziotti Matteo De Menego e Pierluigi Rotte. Dopo l'assoluzione dell'assassino Alejandro Augusto Stefan Meran in primo grado in appello, confermata lo scorso fine febbraio dalla Cassazione, la famiglia di uno dei due agenti uccisi, De Menego, ha intentato una causa civile contro lo Stato, il Ministero dell'Interno per la precisione. La voce circolava in questi giorni nei corridoi del Tribunale e ora trova conferma nelle parole del padre di Matteo. Un diportista è stato soccorso da personale della Guardia Costiera di Trieste dopo essersi infortunato mentre si trovava a bordo di un'imbarcazione a vela che stava veleggiando nel tratto di mare antistante il porto del capoluogo giuliano. La persona con una ferita alla mano si era infortunata durante la navigazione tra Grignano e Trieste. Dopo aver effettuato il trasbordo del malcapitato, la Guardia Costiera ha riportato a terra la persona, affidata poi alle cure dei sanitari del 118 intervenuti presso la banchina della Capitaneria di Porto. L'uomo è stato quindi portato in pronto soccorso all'ospedale di Cattinara. 2 arresti, 3 denunce, 8 ritiri della patente, il bilancio dei controlli straordinari effettuati dal personale del comando provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Trieste nella prima metà di novembre. I carabinieri hanno arrestato un cittadino rumeno poco più che ventenne ricercato dalla Procura della Repubblica di Salerno per furto aggravato e un cinquantenne di nazionalità italiana in quanto latitante dopo l'emissione dell'ordinanza di custodia cautelare da parte del Tribunale di Trieste, dopo che l'uomo era stato ritenuto responsabile di atti persecutori. È stato arrestato e si trova in custodia cautelare nel carcere minorile di Treviso il 17enne accusato di aver accoltellato un 18enne kosovaro in largo Bonifacio all'inizio del viale 20 settembre a Trieste domenica 10 novembre. Si tratta di un minore non accompagnato, anch'esso originario del Kosovo e da poco in città. L'ordinanza di collocamento è stata messa dal giudice qualche giorno fa e il giovane è stato condotto nella struttura detentiva mentre le indagini proseguono. Previsioni meteorologiche: oggi al mattino cielo nuvoloso con piogge sparse in genere deboli, specie a est, e deboli nevicate oltre gli 800.000 metri di quota, specie su Alpi e Prealpi Giulia e sulla costa libeccio da moderato a sostenuto, specie sul settore orientale. Sull'Isontino e sul Carso possibile anche qualche rovescio temporalesco. In giornata miglioramento, vento sostenuto da nord-nord-ovest con possibili raffiche anche forti, specie in quota sulla costa orientale in serata, bora da moderata a sostenuta. Temperature minime in pianura fra 4 e 8, le massime fra 11 e 14 gradi, sulla costa minime fra 7 e 10, le massime fra 12 e 15 gradi centigradi. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.